Buongiorno in diretta con Focus TG. Andiamo subito a Bassano del Grappa da Monica Smiderl e da Alessandro Costacurta, il nostro operatore, perché dopo l'episodio di violenza, l'ennesimo nel centro di Bassano, è stata creata anche una chat anti-Maranza. A te Monica. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Crescono a Bassano la preoccupazione e la paura per gli episodi di violenza che si stanno verificando nell'ultimo periodo. Dicevi bene, l'aggressione del ristoratore che vi abbiamo raccontato nelle edizioni di ieri dei nostri telegiornali, aggressione fisica da parte di un gruppo di Maranza, di questi ragazzini che non rispettano le regole della convivenza civile, ma non rispettano neppure la legge, non ci pensano due volte ad aggredire verbalmente e fisicamente, come appunto nel caso del ristoratore che è stato spinto a terra. Ne parleremo con il presidente dei commercianti di Bassano, che è qui con noi, Alberto Borriero, ma prima vediamo insieme il servizio della collega Vanessa Banzato che ci racconta quello che è accaduto. Ancora un episodio di violenza che vede protagonisti giovanissimi. Siamo in pieno centro città, in piazzotto Montevecchio, dove è stato aggredito un ristoratore da un gruppetto di minorenni, poi risultati essere tra i 14 e i 15 anni. Pare che a scatenare tutto sia stato un rimprovero che l'uomo avrebbe fatto ai ragazzini perché facevano troppa confusione. Loro lo avrebbero seguito, colpito da dietro e fatto cadere a terra per poi scappare. La vittima si sarebbe recata al pronto soccorso per le cure e fortunatamente per lui niente di particolarmente serio, anche se la vicenda ancora una volta aumenta il senso di paura e insicurezza che si sta respirando in città. Il gruppetto è stato identificato dalle telecamere della videosorveglianza che ha ripreso ogni cosa, riuscendo a far rintracciare in pochissimo tempo i minori responsabili dell'aggressione. Con l'ausilio delle telecamere in zona Piazzale Trento li ha intercettati che erano lì tranquillamente. Di chi si tratta? Si tratta di 4 ragazzi dai 14 ai 15 anni più una ragazza sempre di quell'età. Cosa voglio dire? Innanzitutto che le telecamere sono state fondamentali per darci gli strumenti di interpretare cosa fosse in corso di opera da parte di questi ragazzini. Ci hanno permesso nel giro di pochi minuti di intercettarli, di individuarli e di accompagnarli anche presso il comando della polizia locale. Dopodiché sono stati accompagnati tutti identificati presso il comando dei carabinieri. Questi ragazzi, dico, non bene, perché a 14-15 anni farsi questo giro in comando e presso il comando dei carabinieri non è una bella esperienza, non è un buon viatico. Alle loro famiglie dico, fate attenzione cosa vanno a fare i vostri figli di 14-15 anni in giro per le piazze di Bassano, perché sono segnati. Ragazzini dunque identificati grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza. Identificati, si tratta di ragazzini di 14 e 15 anni. Presidente, allora la preoccupazione cresce per questi episodi che si stanno ripetendo purtroppo nel cuore della città. Non siamo preoccupati per gli episodi perché sono comunque fortunatamente sporadici e non stiamo parlando di una crisi o di un pericolo. Dispiace moltissimo per il nostro collega che comunque è stato vittima di questo episodio, ma il problema più grosso è che noi vorremmo fare luce e capire dove sono le famiglie di queste persone. Non mi interessa parlare con i ragazzini o con chi poi li giudicherà, ma vorrei parlare con i loro genitori per capire dove sono, cosa hanno capito, cosa hanno sbagliato perché i loro figli vadano in giro a fare queste cose e avere questo atteggiamento spavaldo nei confronti delle persone che comunque vivono il centro storico in un contesto sicuro e bello come il centro storico di Bassano del Grappa. Dunque le famiglie al centro, voi come associazione di categoria vi state interrogando su questo, state lavorando su questa criticità? Ci stiamo riflettendo e nel momento la cosa più sensata che viene da pensare, quindi veloce, diretta e funzionale, potrebbe essere un numero WhatsApp che l'amministrazione può mettere a disposizione dove si possono segnalare tempestivamente i comportamenti di certe persone
di tutti i tipi sospetti, in modo da fornire anche delle immagini o fotografie in diretta ai corpi della polizia locale, perché va benissimo che vengano acciuffati dopo aver combinato il guaio, ma la prevenzione attiva anche da parte di cittadini, secondo il nostro punto di vista, può essere un forte aiuto. Veloce, ripeto, pratico e soprattutto a costo zero. Una chat dunque, un SOS Maranza per poter segnalare tempestivamente situazioni particolarmente delicate, Presidente. Questo che intendete fare? Io non lo chiamerei SOS Maranza, lo chiamerei comunque attenzione al centro storico. Non ha bisogno di un nome speciale questo numero verde, ma ha bisogno di una cosa che venga messa in piedi magari in tempo molto molto breve, perché adesso si sta avvicinando la bella stagione, avremo più persone che si muoveranno anche la sera, quindi è doveroso far trovare una città bella, accogliente e soprattutto sicura. Questo dunque è l'appello dei commercianti di Bassano, lo facciamo direttamente un appello all'amministrazione comunale di avviare questa chat. Se l'amministrazione comunale volesse prendere in considerazione questa idea, noi siamo sicuramente favorevoli nel diffondere, nell'aiutare al più possibile la comunicazione e monitorare le nostre zone. Una chat SOS, il Presidente non vuole chiamarla Maranza, ma insomma il messaggio è chiaro: se diamo questo nome alla chat o SOS Centro Storico, per segnalare, documentare quello che può accadere. Chat di questo tipo ci sono anche in Alta Padovana per la segnalazione ad esempio di furti ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali, si chiama appunto SOS Furti. Abbiamo realizzato un servizio con la collega Chiara Gaiani. Gli ultimi due colpi raccontati nella chat risalgono alla scorsa notte, un furto in un panificio di Galliera Veneta, l'altro a Tombolo, ma le segnalazioni fioccano nel gruppo WhatsApp SOS Ladri, nato dall'idea di un giovane cittadino di Cittadella, Alessandro Guarnieri, a cui si è subito aggiunto Enrico Nardello. La gente deve o scrivere macchine sospette, persone sospette, indicando la via, l'orario e il paese, altrimenti c'è gente che segnala anche furti già avvenuti dicendo sono entrati in questa casa alle ore X nella via Y. Insomma, serve per essere un po' più allerta, ecco. È facile controllare un gruppo del genere da gestire? No, soprattutto all'inizio, perché abbiamo dovuto fare un po' capire alla gente qual era lo scopo del gruppo, e bisogna anche far capire alla gente che magari non tutte le segnalazioni che apparentemente sembrano utili possono essere utili, perché se tutti iniziano a scrivere diventa ingestibile. Qui siamo a Borgo Treviso, Cittadella. In questo quartiere quasi ogni via ha registrato un furto. Adesso l'attenzione a Fontaniva è concentrata sull'individuazione di una coppia, due uomini, uno alto e uno basso. Hai fatto caso alla loro statura? Si scrive nella chat SOS Ladri Fontaniva. Sono in due, uno alto e uno basso? Sì, sono gli stessi del mese scorso nella mia via. Raccolta di segnalazioni, una rete di solidarietà tra cittadini. Questo è l'obiettivo, precisano i due organizzatori. Noi organizziamo solo passeggiate al limite, ma non ronde. Cioè, questo non è un gruppo di Far West, è un gruppo solo di segnalazioni. Noi diciamo sempre, mi raccomando, non fate Far West praticamente, perché la comunità delle persone è la prima cosa. Cercate di chiamare le forze dell'ordine e basta, cioè è solo un gruppo di segnalazioni. Alla chat capofila, diventata generale per altri comuni, si sono aggiunte man mano quelle specifiche di Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta con Tombolo e San Martino di Lupari, e già ci sono stati risultati. C'era una macchina nera, una BMW, una Mercedes che girava sempre, un po' di mesi fa era stata presa, e comunque magari è un deterrente soprattutto, ecco, per i ladri. Prossimo passo, creare un collegamento diretto con istituzioni e forze dell'ordine. Facciamo delle riunioni con i vari comuni, con i carabinieri, polizia municipale, con la questura anche, e adesso vediamo come, adesso stiamo facendo anche altre cose, adesso vediamo come va a finire.
Chat SOS Furti, Chat SOS Centro Storico, Chat SOS Maranza, insomma strumenti facili, veloci, immediati per segnalare situazioni critiche. Ringrazio il presidente dei commercianti di Bassano Alberto Borriero, la linea torna allo studio. Grazie Monica Smiderle e Alessandro Costacurta per la parte tecnica. Restiamo sul versante della violenza giovanile perché a Montebelluna tre ragazzi ammoniti per rapina dovranno frequentare dei corsi di rieducazione. È la prima volta, credo, in Veneto. Sentiamo subito in diretta Christian Arboet. A te Christian, con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. Buongiorno direttore, da Montebelluna siamo davanti al municipio con il sindaco Adalberto Bordin per sottolineare anche la storicità di questo provvedimento, perché non si tratta solo di 3 ammonimenti, come dicevi te, ma anche appunto di un percorso di rieducazione. È la prima volta che succede nella Marca Trevigiana e in Veneto. Prima però i fatti che risalgono al 28 dicembre dell'anno scorso, quindi un mese e mezzo fa, quando 3 minori, un 14enne e 2 dodicenni, si sono resi protagonisti, autori di 2 violente rapine ai danni di coetanei. 4 in tutto le vittime che erano state rapinate, i cellulari con tanti portafogli, e questo poco distante da qui. Questa è la piazza chiaramente del municipio, i fatti in piazza D'Annunzio che C'è stato un problema, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Christian Arboet da Montebelluna con il sindaco Bordin. Vai Christian, ti vediamo. Sì, ecco. Ti dicevo direttore, questi fatti di cronaca, queste 2 violente rapine, 4 le vittime che poi si erano presentate ai carabinieri e avevano sporto denuncia accanto ai genitori. Da lì immediate le indagini da parte dei carabinieri che sono risaliti a questi 3 soggetti. Si tratta appunto di un 14enne e di 2 dodicenni, 2 ragazzi e una ragazza. Per loro quindi l'ammonimento da parte della questura, del questore di Treviso Alessandra Simone, questi corsi di rieducazione che partono per la prima volta sul territorio provinciale. Noi l'avevamo denominata nel corso dei nostri telegiornali la Task Force Anti-Baby Gang. In che cosa consiste, sindaco? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. È una task force, nel senso che io sono sempre stato convinto e continuo ancora di più ad esserlo che la collaborazione sinergica tra gli enti e tra le istituzioni vince sempre. Sono accadute queste cose delittuose, come hai detto te Christian, i carabinieri sono subito intervenuti, hanno chiuso il giro, siamo subito intervenuti sia come polizia locale che anche con i servizi sociali e attraverso anche l'ULS per fare in modo che questi ragazzi che hanno 12 e 14 anni, quindi non punibili per legge, non vengano comunque abbandonati a loro stessi, ma possono anche capire attraverso poi delle progettualità specifiche di cui io ovviamente non parlo, ne parlano gli specialisti, non siano quindi abbandonati a loro stessi, ma capiscano anche che magari fare delle cose delittuose a 12 anni può anche rovinarti la vita. Ecco perché questo è il punto direttore, in questo sta la novità. Con questi percorsi di rieducazione ci si può in qualche modo dedicare a dei soggetti che non sono imputabili, non sono punibili. Esatto, quindi in un certo senso si colma una lacuna legislativa. È la prima volta che accade in tutta la provincia di Treviso. Noi ci speriamo sempre che sia anche l'ultima, perché queste cose non dovrebbero mai accadere in questo senso. Credo sia anche comunque un passo in avanti per fare in modo di far capire a chiunque abbia degli atteggiamenti delittuosi, seppur molto minorenne, diciamo così, che non la farà di certo franca. Prima mi diceva va bene rieducare i minori, i ragazzi, ma a volte dovrebbero essere rieducati anche i genitori. Sì, certe volte, che questa cosa l'ho detta e stradetta un sacco di volte, non mi sto riferendo a questo episodio in particolare, però non è che possiamo sempre pensare che l'educazione dei ragazzi si competa al sindaco, al consigliere, all'assessore, al carabiniere, al poliziotto di polizia locale, ai servizi sociali, ai giornalisti. Magari certe volte anche le famiglie dovrebbero essere educate ad educare i figli.
Grazie Sindaco Adalberto Bordin, messaggio forte e chiaro questa sera, direttore. Nel corso dei nostri telegiornali spiegheremo anche nel dettaglio in che cosa consistono questi percorsi di rieducazione che per la prima volta, lo ripetiamo, sono stati attivati nella Marca Trevigiana e in Veneto, dedicati in questo caso, lo ripeto, a un 14enne e soprattutto a 2 giovanissimi, a 2 dodicenni autori di 2 violente rapine il 28 dicembre scorso qui a Montebelluna. Per il resto è tutto, grazie Sindaco Adalberto Bordin. Con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea da Montebelluna. Grazie molte Christian, grazie a voi, grazie al Sindaco Bordin e ovviamente i cittadini sono sgomenti di fronte a questa situazione. Siamo andati a sentirli, sentiamo cosa hanno detto a Vanessa Banzato i bassanesi. Siete preoccupati? Io durante la settimana ho un paio di serate in cui torno a casa tardi, per cui mentre che vado a prendere la macchina devo dire che non sono più serena come ero una volta. Perché c'è questo acuirsi anche di questi giovani così aggressivi? Probabilmente sono lasciati a se stessi. Manca la base, la partenza, secondo me. Ma la volontà di assistere, di aiutare le famiglie a fare... Quindi non solo la famiglia ma anche l'istituzione. L'istituzione soprattutto, spetta a lei, spetta all'istituzione. Le istituzioni si occupassero molto per fare un'integrazione maggiore e far abbassare il livello di violenza, e tra l'altro con una efferatezza che non si è vista mai. Mi sembra che non riescono ad avere più quei valori della famiglia, della responsabilità, mi sembrano in balia a se stessi, ecco. Colpa di chi? I genitori, la scuola? Non si sa, bisognerebbe prendere dei provvedimenti. Un fenomeno che sicuramente comporta un certo grado di allarme sociale, che però ha radici in una trascuratezza generale da parte delle scelte di educazione, per particolare dell'educazione pubblica nei confronti di questi ragazzi. Che c'è poca attenzione anche nelle famiglie, credo me. Sono troppo impegnati e quindi succede questo. Oggi in regia Italo Morao con Marco Gagliazzo. Adesso andiamo in diretta da Marta Zatta perché alla Stanga a Padova è stato sgomberato un edificio che era stato ormai trasformato in una discarica. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, noi in questo momento ci troviamo in via San Marco, nella zona Stanga di Padova, per i padovani appunto il Chioene alle nostre spalle come punto di riferimento. L'edificio proprio alle mie spalle è stato oggetto da parte della polizia di Padova di un blitz proprio nelle scorse ore. All'interno una scena veramente pietosa, quella agli occhi degli agenti, perché si sono trovati davanti rifiuti, come potete vedere dalle immagini, rifiuti, bottiglie piene di urine, escrementi, insomma condizioni igienico-sanitarie veramente precarie. All'interno vivevano anche 3 uomini di origine nordafricana, 3 uomini irregolari sul territorio nazionale che sono stati portati in questura e condotti al centro per i rimpatri di Torino. Questo edificio alle mie spalle non è l'unico oggetto appunto del blitz da parte della polizia, ma si sono concentrati anche in alcuni edifici in zona Arcella. Ora vi lascio al servizio di ricostruzione dell'operazione da parte della polizia di Padova e poi la linea può ritornare allo studio. Un edificio abbandonato, trasformato in un rifugio di fortuna tra rifiuti ed escrementi. È lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia di Stato a Padova durante un'operazione di controllo straordinario del territorio. Su disposizione del questore Marco Dorisio, le pattuglie dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, insieme a personale della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Veneto, hanno effettuato diverse verifiche nelle zone Arcella e Stanga, aree caratterizzate dalla presenza di edifici dismessi e segnalate come possibili luoghi di bivacco.
motivo. Determinante la segnalazione di un cittadino tramite l'applicazione YouPol. In via San Marco, nel quartiere Stanga, erano stati notati asciugamani stesi alle finestre di uno stabile in disuso. Sul posto gli agenti hanno riscontrato la recinzione forzata e un ampio foro nella parete, utilizzato come ingresso. All'interno dell'edificio, disposto su 2 piani, un'occupazione abusiva. Le stanze apparivano in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, tra giacigli di fortuna, indumenti sparsi, avanzi di cibo, bottiglie vuote o piene di urina, escrementi e rifiuti. All'interno dell'edificio sono stati rintracciati anche 3 cittadini nordafricani privi di documenti, 2 egiziani di 45 e 31 anni e un tunisino di 50 anni, tutti irregolari sul territorio nazionale e con precedenti penali e di polizia per reati di rapina, furti, stupefacenti, resistenza e violenza pubblica ufficiale. I 3 senza fissa dimora sono stati accompagnati in questura, segnalati per occupazione abusiva e invasione di terreni ed edifici. Al termine degli accertamenti, il questore ha disposto il loro collocamento presso il Centro per i rimpatri di Torino. I controlli sono proseguiti anche in altri edifici dismessi della città, in via Istria, via Saggina e via Sarpi, dove non sono state trovate persone ma tracce di precedenti ingressi. Grazie a Marta Zatta e a Cristian Roque Allende, il nostro operatore. Andiamo avanti sempre con la cronaca, un'operazione antidroga della finanza a Padova che ha arrestato un pizzaiolo pusher. Sentiamo. Insieme alla margherita e alla capricciosa, per i clienti più affezionati c'era anche una dose di cocaina. 2 attività parallele, quelle gestite dal 58enne pizzaiolo tunisino arrestato dai finanzieri mentre stava effettuando una consegna di una pizza e droga a domicilio in zona Abano Terme. All'interno del locale, in via dei Colli a Brusegana, le fiamme gialle hanno ritrovato poi quasi 6 etti di sostanza stupefacente. Un'attività fiorente sia take away, un aspetto che ha insospettito i finanzieri che lo vedevano spostarsi e consegnare anche una sola pizza a 10 km di distanza, cosa poco comune per chi ha un'attività di consegna cibo a domicilio. Alcuni clienti invece ritiravano la pizza e la dose di cocaina direttamente del locale, un andirivieni costante che stava esasperando i residenti del quartiere di Brusegana a Padova. Quando i finanzieri lo hanno fermato, il 58enne tunisino ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato bloccato ed identificato. In auto aveva 40 grammi di cocaina e denaro contante. Durante le perquisizioni in pizzeria, in una stanza, sono stati trovati altri 560 grammi di cocaina suddivisa in panetti. La Guardia di Finanza ha messo i sigilli al locale, intestato alla moglie del pusher, ma di fatto gestito unicamente dal 58enne, che ora è stato trasferito nella casa circondariale di Padova. 4 poliziotti della questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle violenze negli uffici scaligeri avvenute nel corso del 2022, che ha visto in tutto 12 rinvii a giudizio, 3 condanne in abbreviato e una assoluzione. I 4 avrebbero cagionato acute sofferenze a 2 uomini che erano stati fermati in 2 episodi tra l'estate e l'autunno del 2022. Per entrambi è imputato un solo agente, per il secondo gli altri 3. Violenze, minacce, punizioni gravi, le vittime bimbi dai 9 mesi ai 3 anni, il luogo dei maltrattamenti, un asilo privato a Verona. L'inchiesta dei carabinieri ha portato al sequestro della struttura e 5 maestre che sono state incastrate dai video shock. Schiaffeggiati, pizzicati con violenza al volto e al corpo, minacciati. Non solo, ma i piccoli venivano legati alle seggioline all'ora dei pasti, alzati con forza dai vasini o dalle sedie, tirandoli per un braccio e poi trascinandoli. Sono solo alcuni dei maltrattamenti a cui erano sottoposti i piccoli di un asilo nido nel cuore di Verona, bimbi indifesi in balia del personale della struttura. Un'attività che è durata circa un mese, che ha documentato una cinquantina di casi di maltrattamenti al danno di una quindicina di bambini in un'età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. Per 5 educatrici è scattata l'interdizione per 1 anno dalla professione in silenzio davanti agli investigatori. A parte una sorpresa iniziale, non hanno detto nulla. La Procura di Verona, dopo le indagini dei carabinieri, ha disposto la chiusura dell'asilo privato, una complessa quanto mai delicata attività di investigazione avviata a dicembre 2025 a far scattare le indagini, una segnalazione.
I maltrattamenti continui sono stati ripresi dalle telecamere posizionate dagli investigatori all'interno della struttura. Scene terribili. Una maestra prima scagliato con forza le seggioline contro il muro di fronte allo sguardo atterrito di una bambina, poi l'ha sgridata e le ha messo con forza il ciuccio in bocca. In un altro caso, una piccola è stata fatta dormire in uno sgabuzzino buio su un materasso appoggiato sul pavimento, lasciata sola con della musica. Gravi sono anche le contestazioni riguardanti le basilari norme igieniche. I bambini non venivano puliti né aiutati dopo i bisogni, restando sporchi di pipì. I materassini e le lenzuola venivano calpestati con le scarpe o buttati sul pavimento. Struttura sequestrata per interrompere immediatamente le condotte criminose e per preservare integralmente lo stato dei luoghi per ulteriori accertamenti. Presto verranno sentiti i genitori dei piccoli. Questa è stata solo la prima tranche dell'indagine che doveva documentare appunto le condotte criminose e interromperle. Adesso saranno avviati ulteriori accertamenti, tra cui anche quello di ascoltare i genitori delle vittime. La procura e i carabinieri restano a disposizione dei genitori preoccupati che vogliono collaborare per la ricerca della verità. Il servizio di Daniela Sizzia: sarebbe stato un 13enne a Napoli a lanciare la statuetta che uccise Chiara Iaconis colpendola alla testa. Le prove verrebbero da immagini riprese da un vicino bed and breakfast. I genitori del minore coinvolto però negano ogni responsabilità. È stata emessa dal Tribunale minorile di Napoli la sentenza in cui viene riconosciuto autore di quel gesto il figlio dei signori, però essendo all'epoca dei fatti sotto i 14 anni, sotto i 13, non è perseguibile per legge. Quindi la sentenza sancisce in maniera puntuale, ricostruendo puntualmente tutto quello che è avvenuto, l'autore del gesto proprio nel ragazzo, però contestualmente dice che non è perseguibile, quindi si chiude così la sentenza. Una prima sentenza, quella del Tribunale dei minori di Napoli, riconosce e sancisce l'autore del lancio della statuetta che ha colpito e uccisa Chiara Iaconis. La notizia è stata comunicata nelle scorse ore al papà della trentenne padovana. A lanciare l'oggetto di Onice quella domenica di settembre, un bambino non imputabile per legge perché minore di 14 anni. Una sentenza che arriva 2 giorni dopo l'interrogatorio a Napoli dei genitori del bambino, sentiti dal pubblico ministero titolare dell'indagine. La coppia di professionisti napoletani, ritenuti responsabili di non aver vigilato sui propri figli, hanno negato qualsiasi responsabilità, raccontando invece di aver trascorso quella domenica in salotto a guardare la TV e senza mai perdere di vista i bambini che a loro dire non sarebbero mai usciti sul terrazzo. I genitori hanno portato anche una perizia balistica di parte per sostenere l'impossibilità che un oggetto lanciato o lasciato cadere dal proprio balcone possa essersi scheggiato e poi rimbalzato colpendo Chiara, causandole la morte. Aspetti che verranno chiariti nel processo ordinario. Intanto però il Tribunale dei minori ha emesso la sentenza. Per la famiglia Iaconis un primo passo verso la verità. Un riconoscimento dell'autore è un grosso passo avanti per noi, perché almeno un tribunale, non quello ordinario ma quello minorile, almeno una sentenza che mette un punto fermo sulla questione. Quello che ora la famiglia padovana vorrebbe è che venisse finalmente abbattuto il muro di omertà e che da parte dei genitori del bambino arrivassero delle scuse. Ribadiamo lo stesso concetto che abbiamo più volte rimarcato. I genitori, alla luce anche di questa sentenza, dovrebbero prendere atto di quanto hanno detto e fare un passo indietro, riconoscere la responsabilità che hanno quali genitori e come primo atto quello delle scuse e poi affrontare quello che la giustizia li chiamerà a fare. Ecco. Apriamo la finestra sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Purtroppo stamattina nello slalom gigante ancora in corso Sofia Goggia ha saltato una porta, la delusione del presidente Mattarella. Andiamo in diretta da Tiziana Bolognani e da Stefano Bozzi. A te Tiziana.
Sì, direttore, buongiorno. Sono con Simone Merlo oggi a Cortina, una Cortina scintillante e sfavillante. Con Simone possiamo far vedere lo struscio più glamour dell'arco alpino, Corso Italia, che è davvero ricco di turisti, di sportivi anche, certamente di persone dell'organizzazione, moltissime forze dell'ordine. È una giornata, dobbiamo dire, calda anche dal punto di vista delle presenze. Ieri pomeriggio è arrivato il Presidente della Repubblica, che arrivava direttamente da Trento, dove era stato a inaugurare l'anno accademico dell'università e all'intitolazione della biblioteca ad Alcide De Gasperi, e oggi dopo aver trascorso il suo soggiorno nella sede della Marina Militare qui a Cortina assieme alla figlia Laura, si è portato in un ristorante, punto di osservazione ai piedi della pista Olimpia delle Tofane. Noi abbiamo, l'hai ben detto, Sofia Goggia ha saltato una porta, ma secondo le ultimissime informazioni questa classifica momentaneamente dovrebbe essere guidata ancora dalla nostra Federica Brignone, e siamo semplicemente alla prima manche. Poi ci sarà la seconda manche, al termine della quale il Capo dello Stato si recherà a Fiames, al villaggio olimpico, per pranzare con gli atleti, poi ritornerà qui in centro, in Piazza di Bona, per una visita flash lampo a Casa Italia, prima di salire sull'elicottero che lo porterà a Istrana, dove ad attenderlo ci saranno il prefetto di Treviso e il comandante del 51esimo Stormo. Saranno saluti istituzionali prima di riprendere la via verso il Quirinale a bordo dell'elicottero presidenziale. Allora, abbiamo iniziato però anche qui a sentire, capire, percepire quali sono gli umori della gente che vive a Cortina, dei bellunesi naturalmente in particolar modo. Oggi chiaramente con le immagini che vi possiamo restituire non possiamo parlare di flop turistico a Cortina, quello che invece chi ne sta risentendo sono le vallate limitrofe, le vallate contermini, e poco fa abbiamo già comunque iniziato a capire e a percepire che probabilmente è mancata certo la comunicazione anche istituzionale dal punto di vista organizzativo, ma è mancato anche quell'afflato, quel senso di vicinanza che le vallate contermini hanno, come dire, un po' snobbato nei confronti di una Cortina olimpica. Possiamo parlare tranquillamente del capoluogo di Belluno, ma possiamo farlo anche per tutti gli altri comuni delle vallate vicine, da Auronzo al Comelico, dal Cadore, per spostarci allo Zoldano e al Lagordino, con segni di pesante preoccupazione soprattutto per gli addetti al settore a Roccapietore, a Rabba Roccapietore, e anche nella zona di Livinallongo. Cercheremo di fornirvi un quadro più preciso nei telegiornali di questa sera. Per il momento, direttore, io ti restituisco la linea assieme a Simone Merlo. Forza Azzurri, forza anzi Azzurre, e a più tardi. Grazie molte Tiziana Bolognani, e a Simone Merlo, il nostro operatore dalla Perla delle Dolomiti. E intanto sui suoi profili social le prime immagini di Lindsay Vonn nel letto dell'ospedale al Cafoncello di Treviso. Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo, scrive questa leggenda dello sci americano. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e so che starò bene. Grazie per l'incredibile staff medico, continua Vonn, per gli amici, la famiglia che sono stati al mio fianco, e per la bellissima esplosione di amore e supporto da parte di persone di tutto il mondo. Inoltre, conclude la Vonn, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del team americano che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare. Torniamo adesso alla cronaca e vediamo la questione delle facciate
la truffa delle facciate con un 84enne che ha fatto un vero e proprio disastro. Vediamo, sentiamo. Maxi truffa da 77 milioni di euro legate ai bonus edilizi del decreto rilancio del 2021. Al centro dell'inchiesta della Procura di Venezia un ragioniere 84enne padovano con studio a Ponte di Piave nel Trevigiano è già arrestato 3 anni fa e posto ai domiciliari per vicende analoghe. La Guardia di Finanza di Venezia ha disposto un sequestro da 76,9 milioni di euro. Secondo gli investigatori il ragioniere avrebbe orchestrato un sistema basato sulla creazione e circolazione di falsi crediti d'imposta caricati nei cassetti fiscali di società e partite IVA, anche ignare, per poi cederli e monetizzarli attraverso banche e altre aziende. L'indagine, avviata nel 2021, è partita da una società del veneziano che, pur non avendo emesso fatture per lavori eseguiti, risultava titolare di ingenti crediti fiscali. Da lì gli accertamenti si sono allargati fino a coinvolgere 19 indagati per truffa, ricettazione e riciclaggio, oltre a 23 società e 33 persone fisiche. Le operazioni di sequestro hanno interessato anche diverse province venete, Venezia, Padova, Treviso, Vicenza e Rovigo. Finora sono stati bloccati 24 immobili, oltre 3 milioni e mezzo di euro sui conti correnti e più di 34 milioni di crediti fiscali non ancora utilizzati. Ecco, adesso andiamo da Edi Caliman a Venezia con Francesca Pezzo per la parte tecnica, perché l'ennesima aggressione ai danni di un marinaio della CTV su un vaporetto e ovviamente la CTV chiede maggiore sicurezza, ma è un appello che viene lanciato ripetutamente e purtroppo inutilmente. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Avevamo dato notizia di un marinaio della CTV minacciato con un coltello e nemmeno 24 ore più tardi un altro dipendente della CTV è stato preso a calci e pugni e anche gli sono state messe le mani al collo da uno spettatore della partita Venezia-Modena che doveva essere in corso in quel momento per semplicemente una tratta diversa da quella che pensava facesse. Un'aggressione, una violenza che cresce, soprattutto negli ultimi anni. Ci troviamo in compagnia di Mauro Cavallarin della CISL che ascolta non solo le difficoltà dei lavoratori ma anche questi episodi di violenza che, ci dicevi fuori microfono, stanno crescendo sempre di più. Sì, purtroppo dal post-Covid abbiamo avuto un'accelerazione di questi episodi che vanno ovviamente stigmatizzati e condannati. Chiediamo che appunto anche il personale di trasporto pubblico locale, così come è successo per il personale dei pronto soccorsi, venga considerato personale di pubblico servizio sia per aumentare le pene che per avere una tutela maggiore, perché non si può più lavorare in questa maniera. I lavoratori hanno il sacrosanto diritto di andare a lavorare tranquilli e non con il rischio di essere aggrediti nello svolgimento delle loro funzioni, specialmente se si tratta di cose banali come l'ultimo marinaio, perché purtroppo una tratta è stata interdetta dalla navigazione perché è caduto il muro sul canale di Scomenzera e il passeggero pretendeva che il motoscafo facesse il percorso che ha sempre fatto pur essendo il canale interdetto. Esiste un protocollo di sicurezza che è stato firmato anche con la prefettura e che ancora sta facendo fatica ad essere messo in atto completamente. Di che cosa stiamo parlando? Sì, a dicembre 2024 tutte le organizzazioni sindacali assieme alla città metropolitana di Venezia e alla prefettura, e che comunque ringraziamo perché comunque le forze dell'ordine sono sempre a nostra disposizione per quanto possono quando le chiamiamo, ma non possono essere chiaramente presenti in ogni mezzo. È stato firmato un protocollo di sicurezza per cercare dei deterrenti a questo fenomeno delle aggressioni. Il protocollo ha cominciato ad essere applicato, in alcune sue parti va un po' più lentamente, per esempio anche tutti i mezzi di navigazione dovranno essere dotati di telecamere. C'è già stato un accordo con le RSU e l'azienda a tutela della privacy dei lavoratori e adesso attendiamo che l'azienda installi le telecamere in tutti i mezzi. Non solo, si parla anche di bodycam. Sì, noi chiediamo anche che vengano istituiti dei dispositivi di protezione individuali come potrebbero essere le bodycam previo accordo sindacale, perché magari così è un ulteriore deterrente nei confronti degli aggressori.
Perché comunque quello che, direttore, è da tenere in conto è che non si può, come dicevi tu Mauro, essere presenti su ogni mezzo e sicuramente la repressione e la presenza delle forze dell'ordine non sono sempre dei deterrenti, ma bisogna cercare di tutelare i lavoratori in tutta la loro giornata lavorativa. Sicuramente sì, i lavoratori vanno tutelati nell'espletamento delle loro funzioni, ma anche dopo, e soprattutto quando capitano questi incresciosi avvenimenti vanno seguiti anche nel post aggressione, nel momento della denuncia e anche dopo, e anche per vedere insomma se fisicamente hanno bisogno anche di assistenza anche post aggressione, anche da un punto di vista psicologico. Noi come CISL, ma anche insomma un po' tutti, siamo sempre a disposizione dei lavoratori e a tutela dei lavoratori, e quindi la nostra struttura è a disposizione di tutti coloro che dovessero essere coinvolti in questi episodi. Grazie Mauro, direttore, il sentimento è questo. Da Mestre ti restituiamo la linea. Grazie a Edi Kaliman e Francesca Pezzo. Adesso vediamo sulla sicurezza, un problema che riguarda non soltanto la nostra regione, insomma tutto il paese, e anche in Friuli Venezia Giulia, il piano del presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Il problema poi è perché le conseguenze non ci sono. Io l'ho detto, a me è sembrata alquanto particolare, ribadisco, non conosco la vicenda nei dettagli, che un ragazzino che utilizza e fa vedere il coltello in una scuola, la conseguenza sia la punizione. Ovviamente non bisogna rovinargli la vita, ma saranno delle conseguenze serie, non si può pensare alla punizione, perché altrimenti legittimiamo l'utilizzo del coltello. Le conseguenze ci devono essere, non sono soltanto punitive, ma sono anche preventive per tutti gli altri ragazzi e ragazzi che devono capire che se fanno atti di questo tipo non passano indenni. La sottocultura dei Maranza si sta espandendo anche a Trieste e in tutto il Friuli Venezia Giulia, dai coltelli a scuola alle rapine in pieno centro, giovani che prendono di mira i coetanei facendosi consegnare scarpe e giubbotti, e poi intimidazioni e controllo del territorio come nelle stazioni di Udine e Pordenone, fino ai nascondigli per le armi, un vero e proprio arsenale, quello trovato dalla troupe di Tele4 fra le siepi di Piazza del Perugino a Trieste. La risposta deve essere dura sia in chiave repressiva che preventiva, sottolinea il governatore della regione Massimiliano Fedriga. Il pacchetto di norme del decreto sicurezza del governo mira a contrastare anche il fenomeno della violenza giovanile e delle baby gang tramite disposizioni come il divieto di vendita ai minori di armi da taglio anche su internet, multe pesanti e sanzioni per i genitori dei ragazzi in possesso di coltelli. È importante, come dico, un decreto, una norma o d'altro non è che risolvono tutti i problemi, però sono dei passaggi importanti che possono essere fatti per andare a limitare gli atti di illegalità, essere in grado di fare prevenzione e repressione, che sono due fattori che devono camminare sullo stesso binario. Penso che il governo faccia bene a lavorare in questa direzione, penso all'allarme che c'è anche tra i nostri ragazzi e le nostre ragazze, per esempio per l'utilizzo di coltelli o armi da taglio, che abbiamo visto episodi anche nei nostri territori, fortunatamente, che non si sono tramutati in episodi drammatici come in altre parti d'Italia, ma che giustamente allarmano le persone e che dobbiamo assolutamente andare a bloccare, perché comportamenti del genere non sono assolutamente comprensibili e accettabili in un paese democratico. Spesso questi episodi di violenza che vedono protagonisti i giovani sono anche favoriti dall'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol, e su questo a Conegliano è in corso una stretta sui bar con due lady file. Sentiamo il bilancio del sindaco Fabio Chies. Ci sono state due diffide, in questo momento stiamo verificando se effettivamente hanno dato da bere i minorenni oppure l'ordine è stato dato da parte dei maggiorenni, perché questo va verificato. Comunque l'attenzione è altissima, nel senso che noi non vogliamo si verifichino queste cose. Il giro di vita è in corso e dopo 2 settimane ci sono già dei provvedimenti. Il fronte, sempre attuale e carico di problematiche operative, è quello della somministrazione di alcol ai minori, con il sindaco di Conegliano Fabio Chies, che ha voluto una stretta dopo alcune segnalazioni informali. Da qui il rafforzamento dei controlli da parte di polizia locale e altre forze dell'ordine, che hanno portato alle 2 diffide di questi giorni. Ci sono bar nella zona centrale, già avvisarli in maniera importante per noi è fondamentale, perché sanno benissimo che se si dovesse poi accertare che una cosa del genere è avvenuta o avviene, verranno immediatamente chiusi. Non c'è un se o un ma, la tolleranza è zero da questo punto di vista. Nessun intento punitivo, dice Chies, la stragrande maggioranza dei locali opera correttamente, ma il messaggio va lanciato soprattutto
soprattutto per ciò che rappresenta la città del Cima in Italia e nel mondo. Ho deciso di intraprendere questa strada perché Conegliano, tra l'altro, è città del vino insieme a Valdobbiadene per il 2026-2027, per cui abbiamo gli occhi puntati da parte di tutta a livello nazionale, e penso che il buon bere sia qualcosa di positivo per il nostro territorio, ma dobbiamo dare una stretta assoluta se i bar o gli esercenti danno da bere ai minorenni. La scolaresca in gita a Praga con i titolari della ditta di autotrasporto, la Battistuzzi di Conegliano, che ha tenuto fermo il pullman perché non c'erano le condizioni di sicurezza. Aveva detto l'autista: li porterò a casa se rispetteranno le regole. Sentiamo Cristian Arboi. Se volete tornare a casa, dovete tornare a casa in modo civile, educato, ma non certo come avete fatto il viaggio finora. Quindi potrebbe anche essere che se non troviamo una soluzione, io chiamerò l'autista non appena sarà riposato, metterà in moto il pullman, verrà a casa da solo, perché in queste condizioni la nostra azienda non viaggia. È un vero e proprio ultimatum quello che Vito Battistuzzi, titolare dell'omonima ditta di trasporti di Conegliano, ha rivolto a una scolaresca padovana in gita in questi giorni a Praga, circa 70 studenti di quinta superiore. La situazione dentro e all'esterno del pullman è diventata infatti incandescente, con ragazzi che sembrano totalmente fuori controllo. A riferirlo allo stesso Battistuzzi è stato un prof accompagnatore anche lui nella capitale della Repubblica Ceca. Alle 8:30 mi telefona un insegnante e mi dice: io sono un insegnante che è a bordo di un suo autobus in gita a Praga con il suo autista, e sa, questa notte i ragazzi hanno sfasciato un po' l'albergo, poi hanno fatto un casino tutta la notte, non ha dormito nessuno, tutta la notte in piedi, notte svegli, l'autista è stanco morto perché non ha mai dormito, aveva gli occhi fuori di testa, però sa, noi adesso dobbiamo andare in giro per Praga perché abbiamo le visite prenotate, e l'autista si rifiuta di portarci in giro perché lui è stanco e deve riposare. La situazione è quindi seria, ma è soprattutto il tenore della telefonata a sconcertare Battistuzzi. Sono rimasto senza parole, perché questa sì è la prima volta che mi succede, ma poi gli ho chiesto anche: ma mi scusi, ma lei con l'autista che lo vede in queste condizioni sale tranquillo in autobus con altri 70 ragazzi e va in giro così? Cioè, dovrebbe essere lei, mi sembra che insomma massima responsabilità e serietà da parte dell'autista che si rifiuta di portare in giro. Cioè, prima cosa penso sia la sicurezza. Il titolare dell'azienda non ci sta. I video dell'arresto che arrivano dal pullman documentano una situazione di caos tra spazzature e sigarette elettroniche. Il mezzo è quindi fermo da oltre 24 ore con tutte le conseguenze del caso. Loro si stanno muovendo a Praga a piedi, autonomamente, perché l'autista è fermo, anche perché io sto appunto aspettando da parte della scuola, dall'istituto della scuola non mi ha chiamato nessuno. Dell'agenzia mi hanno mandato una mail questa mattina dicendomi che si stanno mettendo d'accordo e che mi garantiscono che il viaggio di rientro sarà rispettando le norme di sicurezza. Tutto nero su bianco, con Battistuzzi che si sta interfacciando con la ditta tramite del viaggio. In corso di fatto c'è un braccio di ferro, informate anche le forze dell'ordine. Che arrivi una forza di polizia ce l'hanno già garantito nella tratta Tarvisio-Pordenone, perché noi appunto abbiamo fatto questa denuncia, quindi già la Polizia di Stato ci ha già chiesto che faranno questo intervento, quindi ci chiederanno domani l'orario, il passaggio per intervenire, perché noi comunque abbiamo quella lettera, l'abbiamo girata anche alla Polizia di Stato, quindi loro faranno un intervento, questo sicuramente, però prima di arrivare in Italia ne abbiamo 8 ore, sì. La vicenda pare che sia ancora in corso. Andiamo a Cittadella, dove per affrontare il bullismo e i suoi risvolti l'Istituto Superiore Meucci Fanoli di Cittadella ha realizzato una proposta innovativa, e cioè al posto delle sanzioni disciplinari i ragazzi sono chiamati a partecipare a percorsi educativi speciali. Ci racconta tutto Mirko Cavallin con Renzo Rigon. Sentiamo. Sarà presentato al Didacta Italia a Firenze il prossimo mese il progetto educativo ideato dall'Istituto Superiore Meucci Fanoli di Cittadella. Le sospensioni rimangono in caso di violazioni dei regolamenti o delle norme scolastiche, ma viene inserito anche un percorso educativo, anzi più di uno. Da dove nasce questo progetto ce lo spiega il dirigente scolastico Roberto Turetta. Professor Turetta, come nasce questo progetto qui all'Istituto Meucci Fanoli? La scuola si è sempre occupata ovviamente, come tutte le scuole, di disciplina. Ci siamo resi conto già l'anno scorso che le usuali sospensioni dalle lezioni non erano abbastanza efficaci, soprattutto quando ci siamo accorti che alunni già sospesi
dovevano essere sospesi nuovamente, ed ecco che l'anno scorso abbiamo riunito una commissione di 20 docenti, i quali hanno ideato varie cose, varie proposte, tra cui la presenza dello psicologo, formazione di esperti e così via, ma in particolare questa commissione ha ideato dei percorsi pomeridiani che in qualche modo fanno riflettere i ragazzi. E questi percorsi pomeridiani sono stati studiati, specifici per ognuna delle varie infrazioni commesse dagli alunni, e poi tra l'altro questa idea, diciamo così, si è sposata anche con le nuove regole imposte da Valditara, le quali prevedono che la scuola possa sospendere dalle lezioni al massimo 2 giorni, quindi quello che era un'idea che avevamo pensato da noi di fatto è diventata la soluzione per ottemperare anche a una normativa ministeriale. È in quest'aula che poi il percorso ideato qui all'Istituto Meucci Fanoli si sviluppa. La professoressa Francesca Gasparini, una delle ideatrici e realizzatrici di questo percorso, su quali temi i ragazzi poi vengono interpellati o puniti anche? Ma allora sono 8 percorsi pensati sulla base dell'infrazione commessa, quindi sono tematici. I temi che vengono affrontati principalmente sono quelli sul rispetto nei confronti della persona, rispetto delle regole, il bullismo, o anche percorsi sulla salute, quindi per i ragazzi che vengono scoperti per esempio fumare, o anche sulla dipendenza da smartphone. Quindi questi sono i temi principali. La durata dei percorsi dipende dalla gravità del comportamento, possono durare 2, 5 o 10 giorni, e i ragazzi vengono trattenuti a scuola per 2 ore nel primo pomeriggio, quindi dopo la mattina rimangono altre 2 ore. E abbiamo articolato le attività per ogni singolo giorno, quindi i ragazzi hanno un diario di bordo da compilare, delle attività da fare, quindi per esempio guardano dei film o dei documentari, per esempio, ovviamente sulla base della tematica da affrontare, oppure possono leggere degli articoli, una parte del regolamento anche dell'istituto, e poi molto importante sono chiamati a produrre un elaborato. Anche questo elaborato dipende dal percorso, per lo più devono scrivere una lettera di scuse se è stato un comportamento che riguardava la mancanza di rispetto, o un sondaggio possono preparare, o anche un racconto su un episodio di bullismo. E poi questo elaborato viene esposto in classe, quindi anche questo è molto importante, perché così l'errore del singolo diventa un'occasione per tutta la classe per crescere e anche acquisire competenze di cittadinanza. È un percorso iniziato a novembre. Professoressa Valentina Biancaccio, quanti ragazzi sono dovuti entrare finora in questo percorso, e poi con quali finalità e quali reazioni hanno avuto, insomma? Dall'inizio di questo progetto e di questo percorso sono stati coinvolti all'incirca 30 ragazzi, e sicuramente la percezione comune dei ragazzi, e quello che ha spinto anche i componenti della commissione a realizzare questo percorso, è la volontà di spezzare l'isolamento che la sospensione tradizionale creava, spesso creando ancora di più nei ragazzi un senso di abbandono, di rabbia. Nonostante la didattica a distanza, i ragazzi spesso si trovavano per strada o comunque intorno alla scuola. Questo perché noi docenti ci siamo resi conto che è importante ascoltare e capire le radici profonde di questo disagio, che poi si traduce nella società e nella comunità anche in cui viviamo, nelle famose emergenze educative. Pertanto il percorso pone al centro del ragazzo il quale non è più abituato a porsi delle domande, quindi passa da fruitore passivo spesso di contenuti digitali a chiedersi il perché di determinati comportamenti, quindi l'autoriflessione, da qui il valore della scrittura, e soprattutto viene chiamato attivamente a partecipare a come ricostruire il rapporto violato, il patto violato con la comunità scolastica che l'infrazione aveva chiaramente interrotto. Pertanto ci sono esercizi per esempio di assertività, come comunicare senza essere violenti o adirati, senza offendere il compagno, uno stesso disagio, come non offendere una compagna e essere rispettosi, e questo perché siamo convinti anche rispetto ai risultati degli anni precedenti,
momenti in cui c'era la sospensione tradizionale, che la sospensione è importante perché alla responsabilità e alla trasmissione dell'importanza anche della gravità dell'errore commesso va accompagnato una costruzione della coscienza e della consapevolezza, affinché insomma il nostro istituto, insieme alle professionalità, insieme al saper fare, trasmette in primis ai ragazzi al sapere essere cittadini consapevoli e costruttori di una comunità sana nella realtà in cui vivono e operano. Grazie a Mirko Cavallin. Dopo 2 mesi di indagini sono stati identificati i partecipanti ad una rissa in strada avvenuta a Galliera Veneta lo scorso dicembre. Si tratta di 2 famiglie rivali che si erano scontrate per colpa di una relazione sentimentale non gradita. Sangue a terra e un bossolo. Sono partiti da qui i carabinieri di Tombolo per ricostruire quanto è accaduto lo scorso 3 dicembre a Galliera Veneta. Dopo 2 mesi di indagini, 7 persone sono state denunciate per rissa, lesioni personali e minacce. All'origine della violenza una storia d'amore contrastata. Tutto era iniziato dopo il ritrovamento in una strada del paese lo scorso dicembre di vistose chiazze di sangue e un bossolo, segni evidenti di un acceso scontro avvenuto poche ore prima. I carabinieri si erano concentrati su 2 fratelli che la notte precedente si erano presentati al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella feriti. I 2 avevano dichiarato di essere stati aggrediti in strada da sconosciuti. Una versione completamente falsa, visto che la vicenda era ben più complessa. Lo scontro infatti aveva visto coinvolte 2 fazioni contrapposte. Da un lato il primo gruppo, composto da 4 persone, 2 giovani e i genitori, armati di spranghe, chiavi inglesi e una pistola a salve. Dall'altro 3 rivali, 2 erano proprio i fratelli feriti, armati a loro volta di spranghe. La rissa tra le 2 fazioni avverse sarebbe dovuta a tensioni legate ad una relazione fra membri dei 2 gruppi, un legame contrastato dalle famiglie rivali. Prima gli insulti e le minacce erano iniziati sui social, poi lo scontro è passato alle vie di fatto con il danneggiamento di un'auto a colpi di chiave inglese e poi la rissa. I carabinieri, grazie alle testimonianze, hanno identificato tutti i partecipanti alla violenta lite e sono state sequestrate tutte le armi utilizzate, inclusa la pistola a salve. Incidenti stradali, una 42enne è stata travolta da un camion a Salgareda, il sinistro è avvenuto sulla via provinciale ovest verso Ponte di Piave. La donna era appena uscita dalla comunità terapeutica dove è ospite, trasportata al Cafoncello in elicottero, è in prognosi riservata. Stava tentando di attraversare la strada la 42enne che nel primissimo pomeriggio è stata investita da un camion condotto da un uomo di 57 anni lungo via provinciale ovest a Salgareda, un impatto violentissimo che ha sbalzato la donna per alcuni metri scaraventandola addosso a un'auto in sosta. Immediato l'allarme con la mobilitazione di forze dell'ordine e sanitari del SUEM 118, l'arteria è tra le più trafficate dell'area collegando Salgareda a Ponte di Piave. Ho visto l'elicottero partire, cioè caricare la barella e ha preso quota e basta. Stando a una prima ricostruzione, la 42enne stava uscendo dalla comunità terapeutica dove era ospite a ridosso della strada. La stessa OLS2 con una nota a metà pomeriggio ha chiarito che i pazienti possono muoversi liberamente. Sul posto i carabinieri per le indagini, la polizia locale per dirigere il traffico. Quanto alla dinamica, nel tratto interessato dall'incidente non ci sono strisce pedonali. L'autista, la guida, ha dichiarato di essersela trovata improvvisamente davanti e di non aver potuto fare nulla per evitare lo scontro con la parte anteriore destra del mezzo. Sottoposto ad alcol test nell'immediato, l'uomo in evidente stato di shock è risultato negativo. Per la 42enne, ora al Cafoncello, la prognosi resta riservata. Si è rischiato un grave incidente sul lavoro a Mogliano con il ribaltamento lungo il terraglio di un mezzo per la potatura dei platani. Nessuno è rimasto ferito in maniera seria. La statale è rimasta chiusa e il traffico deviato con tutte le conseguenze del caso. Lina Paronetto. Si è corso un grave rischio nel primo pomeriggio a Mogliano. Un mezzo impiegato nel taglio di una quindicina di platani malati lungo il terraglio si è ribaltato su un fianco sbilanciato dal peso del grosso tronco che stava cercando di sollevare. Forse è un successo, un malposizionamento dei piedi di sostegno, è caduto, si è ribaltato. Fortunatamente non ci sono state
non ci sono dei feriti se non una persona in maniera molto molto lieve, perché se cadeva vicino a coloro che erano gli operatori che davano una mano all'esecuzione di questi tagli, oppure anche l'autista stesso del camion che si è ribaltato, poteva succedere una tragedia. Sulla traiettoria del mezzo non si trovava dunque nessuno e lo stesso manovratore se l'è cavata con qualche escoriazione, tanto da rifiutare anche il trasporto al pronto soccorso. È probabile che uno degli appoggi che sosteneva il peso del braccio meccanico fosse troppo vicino al ciglio stradale. Il terreno, zuppo per la pioggia, ha ceduto sbilanciando il mezzo e facendolo cadere sul lato del fossato. Per rimuovere albero e macchinario è stato necessario chiudere il terraglio tra le 14 e le 16 nel tratto tra Pontedese e via Ronzinella. Dopo aver avvisato tutte gli autobus, le forze dell'ordine e anche di emergenza. Sul posto, insieme al vice sindaco Muraro, polizia locale e protezione civile. Malgrado questo, sono state pesanti le conseguenze sul traffico, deviato sulla viabilità secondaria. Dalle 16 sul terraglio è ripresa la circolazione a senso unico alternato, un'ora più tardi la riapertura completa delle 2 carreggiate. Servizio di Lina Paronetto, una bella notizia da Cortina d'Ampezzo, era stata eliminata circa un'ora fa Sofia Goggia e l'immensa Brignone, così scrive la Gazzetta dello Sport, ha vinto la medaglia d'oro nel Super G femminile. Primo commento: non pensavo proprio di poter vincere. Tutto questo sotto gli occhi del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Andiamo in pubblicità con i nostri registi Italo Morao e Marco Gagliazzo. A tra poco. Trovato a bordo di un'auto rubata nell'Udinese un ragazzo che non era senza patente, oltre che ad essere a bordo di un'auto rubata. È stato denunciato dai carabinieri. Era fermo nel cuore della notte con il motore acceso proprio davanti a una concessionaria di auto lungo la strada regionale 56 nel territorio di Manzano. Una presenza sospetta che non è passata inosservata a una pattuglia dei carabinieri. I militari del nucleo radiomobile di Palmanova erano impegnati infatti in uno specifico servizio di prevenzione contro i furti in abitazione, quando la loro attenzione è stata catturata da questa vettura di grossa cilindrata ferma a bordo strada. È scattato così l'immediato controllo del mezzo e l'identificazione del conducente. Alla guida c'era un giovane residente a Udine. Dagli accertamenti è emerso subito il primo illecito. Il ragazzo era sprovvisto di patente di guida perché di fatto non l'aveva mai conseguita. Ma i guai sono aumentati con l'approfondimento sulla targa del veicolo. L'auto di lusso infatti è risultata rubata la sera precedente proprio nel capoluogo friulano. Il veicolo è stato immediatamente recuperato e restituito al legittimo proprietario. Per il giovane udinese invece è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per l'ipotesi di reato di ricettazione. 4 poliziotti della questura di Verona sono stati rinviati a giudizio per il reato di tortura nell'ambito del procedimento sulle violenze negli uffici scaligeri avvenute nel corso del 2022, che ha visto in tutto 12 rinvii a giudizio, 3 condanne in abbreviato e un'assoluzione. I 4 avrebbero cagionato acute sofferenze a 2 uomini che erano stati fermati in 2 episodi tra l'estate e l'autunno del 2022. Viaggiava con 20 kg di oppio nascosti nel tir, è stato fermato nel porto di Trieste un corriere iraniano, droga sequestrata dalla Guardia di Finanza. Aveva nascosto tra la merce del suo tir ben 20 kg di oppio in pasta. Il carico è stato intercettato nel porto di Trieste dai militari del comando provinciale della Guardia di Finanza insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane nel corso delle quotidiane attività di controllo. La droga è stata sequestrata ed è stato arrestato l'autista dell'auto articolato, un cittadino iraniano di 44 anni. Tra le merci provenienti dall'Iraq trasportate dal tir imbarcatosi nel porto turco di Pendik, Istanbul, i finanzieri hanno
notato alcuni elementi di anomalia nel sistema di scarico dell'autoveicolo. In particolare il catalizzatore risultava insolitamente pulito per l'assenza della consueta polvere che si accumula durante i percorsi stradali. Tali indizi hanno spinto gli operatori ad effettuare un'ispezione più approfondita del catalizzatore, rinvenendo al suo interno un recipiente metallico di forma cilindrica contenente oltre 20 kg di oppio in pasta, avvolto in strati di cellofan e carta carbone. Il conducente, vistosi scoperto, ha tentato la fuga, ma è stato prontamente bloccato e tratto in arresto ed è stato portato nel carcere di Trieste a disposizione dell'autorità giudiziaria, mentre lo stupefacente e l'intero autoarticolato sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso approfonditi accertamenti investigativi in altri stati europei, anche attraverso il supporto della cooperazione internazionale, con l'obiettivo di individuare i reali mittenti e destinatari della droga, tenuto conto che l'intero carico risultava destinato doganalmente a una società di logistica con sede a Colonia in Germania. Servizio di Laura Buccarella e invece c'è uno scontro a Monfalcone tra il sindaco Fasan e la comunità dei musulmani per la questione della preghiera del Ramadan. Resta ancora irrisolto a Monfalcone il nodo del luogo di preghiera per i circa 5.000 fedeli musulmani presenti in città in vista del Ramadan che inizierà il prossimo 18 febbraio. Nei giorni scorsi il consigliere comunale Buyan Sani, cittadino di origine bengalese, aveva chiesto una mediazione a prefetto e questore di Gorizia per trovare un luogo dove celebrare collettivamente la festività della conclusione del mese sacro di digiuno, evitando assembramenti spontanei. Sullo sfondo le sentenze del Consiglio di Stato sui 2 centri islamici cittadini. La prefettura dal canto suo non ha potuto fare altro che rimandare la questione al comune, unico soggetto deputato alla concessione di aree sul territorio, e la posizione dell'ente rimane ferma. Ritengo abbastanza grave che un consigliere che dovrebbe conoscere più che ovviamente un cittadino come sono le questioni faccia una richiesta di questo tipo al prefetto. 2 sono le motivazioni. Uno, per quanto riguarda la risposta è: ci rimandiamo a ciò che il TAR ha ben detto, chiaramente detto, riguardo ai luoghi in cui loro prima andavano a pregare. Per quanto riguarda il discorso del piano regolatore, il piano regolatore dice che ci devono essere delle zone S dove poter avere luoghi di culto. Non abbiamo zone S e quindi questo il consigliere lo sa benissimo. Quindi sinceramente io non capisco, poi chiaramente questo genere di decisioni è in capo ovviamente al sindaco, quindi non ho capito la domanda al prefetto, però insomma lui ha deciso di farla e l'ha fatta, però mi lascia molto perplesso questo genere di discorso. Questa è la risposta, quindi nulla è cambiato rispetto a prima. Federico Faggin, che è l'inventore del microprocessore e l'orgoglio per il Veneto, ha deciso di tornare a vivere a Vicenza dopo 53 anni. Un bentornato che sa di orgoglio e di futuro. Federico Faggin, 84 anni, fisico, inventore, saggista e imprenditore vicentino, padre del microprocessore e protagonista della rivoluzione digitale, ha deciso di riprendere la residenza a Vicenza dopo 53 anni trascorsi in California, a Palo Alto. Ad accoglierlo il presidente della regione, Alberto Stefani, che ha parlato di un patrimonio straordinario per il territorio. Senza l'ingegno di Faggin, ha ricordato, il personal computer e il telefonino come li conosciamo non esisterebbero. Un riconoscimento alla portata storica delle sue intuizioni, ma anche della sua figura di scienziato capace di intrecciare tecnologia, ricerca sulla coscienza e divulgazione. Durante l'incontro sono stati condivisi nuovi progetti e la possibilità concreta di investire sul territorio. L'obiettivo è chiaro: fare di Vicenza e del Veneto una terra capace di attrarre cervelli, giovani e talenti internazionali, puntando su innovazione e ricerca. Il ritorno di Faggin non è solo simbolico, è la scelta di riportare esperienza e visione nella sua terra d'origine. Un segnale forte: il futuro può nascere anche da qui. Servizio di Ivano Tolettini, e sono sul sentiero di guerra baristi, ristoratori, commercianti di Rossano Veneto che hanno i negozi nella Piazza Duomo, dove continuano ormai da troppo tempo dei lavori. Sentiamo.
2019-2026, storia di una piazza che c'è ma non si vede, e a rimetterci sono i cittadini e i commercianti, esasperati. Problemi su problemi di progettazione ma soprattutto legali, tutti contro tutti, e in piazza, è proprio il caso di dire, la politica se le suona di santa ragione. Nel 2019 il via alle pratiche per i lavori di sistemazione, doveva essere questione di un paio d'anni al massimo, invece niente. Non si capisce nemmeno se la nuova ditta sia ancora incaricata dei lavori. I cittadini avrebbero diritto di sapere almeno questo. La ditta Aria di Malo ha ancora la direzione lavori della piazza, l'ingegner Riegel è il direttore lavori della piazza. Hanno semplicemente segnalato al comune che la situazione che hanno trovato è più complessa. Decideva di revocare l'incarico che gli era stato dato perché era venuta a conoscenza di varie e numerose vertenze legali, e quindi ha deciso di revocare l'incarico. Dopo la posa della prima pietra, a settembre 2021, è successo di tutto. Nessuna novità anche dall'assemblea pubblica di qualche giorno fa. Chiesta praticamente dai genitori dell'asilo e della scuola primaria, chiedendo appunto lo stato di avanzamento a lavori dell'asilo, dove praticamente non gli è stata data più di tanto risposta, e addirittura il sindaco Zonta ha tergiversato su vari altri argomenti. Il sindaco, che vinte le elezioni pensava già al taglio del nastro, è in difficoltà. Io quando sono diventato sindaco in teoria dovevo essere quello che 2 mesi dopo la inaugurava, e invece 2 mesi dopo mi sono trovato un'avvertenza con la parrocchia, quindi capite che forse la persona un po' più spaesata è quella che si è trovata un po' in una situazione un po' più difficile, tra virgolette, sono proprio io e la mia amministrazione, perché, lo ripeto, dovevamo tagliare il nastro 2 mesi dopo. Ogni occasione, insomma, è buona per cercare lo scontro. Oramai rischiamo che diventi una barzelletta, se già non lo è diventata, e quindi veramente auspichiamo che in tempi rapidi si possa arrivare a una soluzione. Servizio di Federico Fusetti, carichi di lavoro molto pesanti e anche tante aggressioni, e quindi il pronto soccorso dell'ULSS 8 ha proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario. Pronto soccorso in sofferenza. Le sigle sindacali hanno proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario operante in tutte le unità operative di pronto soccorso dell'ULSS 8 Berica. Sindacati che denunciano carichi di lavoro gravosi, aumento dello stress lavorativo, ricorso crescente ai medici delle cooperative esterne. A questo si aggiungono anche episodi di aggressione sempre più frequenti ai danni del personale sanitario. Questo è un dato che negli ultimi anni è un aumento, non fa eccezione ovviamente l'ULSS 8. Un'utenza che si rivela sempre più aggressiva e poi uno stato di disagio dovuto a una turnistica pressante che mette in condizioni lavorative veramente difficili il personale. Questo porta a un aumento dei licenziamenti da parte dei medici strutturati e degli infermieri, ma non solo, e quindi la qualità del servizio potrebbe essere messa in discussione. La richiesta, sottolinea la CGIL in una nota, è quella di riconoscimento, rispetto delle professionalità, supporto e investimenti nei pronto soccorso attraverso l'adozione di politiche capaci di rendere attrattivo lavorare nell'emergenza urgenza. E il tema delle criticità messe in luce dai sindacati approda anche in Consiglio Comunale attraverso un'interrogazione dei consiglieri Consolaro, Pilan, Bardin e Dal Pracaputo, in cui si chiede di sollecitare la Regione affinché siano garantiti investimenti adeguati, stabilità gestionale e un piano per il rafforzamento dei pronto soccorso dell'ULSS 8. Il presidente del Veneto Alberto Stefani, impegnato nell'Alto Vicentino in sopralluoghi alle strutture sanitarie, ha annunciato la volontà di istituire una task force per il monitoraggio delle case di comunità. Luisa Bertini. Una task force per le case di comunità, un tavolo completamente dedicato al monitoraggio delle case di comunità, al coinvolgimento della medicina generale, che è assolutamente fondamentale se vogliamo integrare i medici di medicina generale all'interno delle case di comunità, ovviamente anche le dirigenze ULSS e l'ordine dei medici, delle professioni sanitarie, degli infermieri, perché noi abbiamo bisogno di creare coinvolgimento. Se vogliamo raggiungere questo risultato non lo raggiunge solo la Regione, lo raggiunge la Regione insieme
al personale sanitario. A confermare la volontà di mettere in campo una strategia condivisa tra le parti coinvolte nel mondo sanitario è il presidente del Veneto Alberto Stefani, impegnato in un sopralluogo alle strutture sanitarie dell'Alto Vicentino, che ha visitato il cantiere della Casa della Comunità di Thiene, quella di Schio, inaugurata a inizio ottobre scorso. Poi è stata la volta del sopralluogo al cantiere della Casa della Comunità di Valdagno. E anche i giornali locali hanno ripreso un servizio che è stato pubblicato da Novella 2000, dove Alberto Stefani parla dell'amore per la psicologa vicentina Giorgia Tavella. Il governatore in un'intervista apre uno spiraglio sulla sua vita privata e parla della fidanzata, dal primo incontro ai progetti futuri. Per la prima volta in città, dopo le polemiche sulla sua nomina a direttrice musicale della Fenice, Beatrice Venezia ha tenuto una lectio magistralis sul va pensiero nel carcere femminile della Giudecca. Nel suo discorso un messaggio che richiama al senso di comunità. Ilaria Marchiori. Il messaggio profondo dell'opera è per la comunità. Il singolo conta solo perché fa parte di un tutto. La nostra voce ha senso solo quando dialoga con le altre. È un richiamo al senso di comunità e unione, senza le quali, soprattutto nella musica, in un'orchestra è difficile andare avanti, che arriva da Beatrice Venezzi durante la lectio magistralis sul va pensiero, davanti alle detenute del carcere femminile della Giudecca. Al termine dell'incontro Venezzi, nel suo primo appuntamento in città dopo la nomina direttrice della Fenice, da mesi al centro di polemiche e proteste da parte degli orchestrali, ha lasciato la casa circondariale scortata dagli agenti della polizia penitenziaria, con un cappello calato sul volto, senza rilasciare alcuna dichiarazione. Ma quel richiamo al senso di comunità potrebbe anche essere destinato proprio a chi in città non la vuole. Potrebbe essere un monito ad avere un attimo di orientamento e di responsabilità nel comprendere che siamo tutti parte di una grande comunità. Perciò, come nell'orchestra, come nel coro, si va avanti se si segue un ordine, se si rispettano delle regole, dei ruoli, se si rispetta un'istituzione. È il teatro di tutta la comunità, non è soltanto dei dipendenti che prendono i soldi dalla Fenice, è giusto anche di quelli che pagano, sono i cittadini, il teatro di tutti, ci mancherebbe altro. È anche di quelli che suonano e che cantano, ma è anche di quelli che ascoltano. Si chiamano i clienti teoricamente. È che dobbiamo catturare gli altri e soprattutto giovani, insisto sui giovani. Anche per questo il primo cittadino, presente alla lectio della Venezia insieme al sottosegretario al Ministero della Cultura Mazzi, al presidente della Biennale Buttafuoco e alla direttrice del carcere Campobasso, ha ribadito la sua fiducia nella nomina dopo aver annunciato che l'acconto del welfare sarà dato a metà febbraio. Qui nessuno dice che è tutto perfetto, però una città come questa deve avere il coraggio di sperimentare. Io l'ho conosciuta, ripeto, personalmente dopo che è stata nominata e ho avuto veramente un'ottima percezione della persona. È una persona giovane, una donna, sì, e anche questo è un tema. Allora io penso che ci voglia coraggio, aprirsi alla città vuol dire questo, e la città è una città che sperimenta, proviamo, ascoltiamola, parliamoci, conosciamola, magari conosciamola personalmente intanto, perché sono state dette delle cose che secondo me non sono corrette. Tu non hai gli elementi per dire non è adeguata, non l'hai neanche mai provato, non l'hai neanche mai sentita. Poi allora si casca sul metodo. Per Brugnaro si tratta di una strumentalizzazione politica che poco ha a che fare con le capacità professionali di Venezzi. Credo che all'interno ci sia anche un po' di strumentalizzazione. Si va alle elezioni comunali, dico, vuol dire che sta roba la risolveremo dopo le elezioni comunali. Vorrei essere sicuro che qualcuno ci dica che non sarà candidato nelle liste, se no, se deve dirlo lo dica con trasparenza, così anche gli altri sanno che magari un po' di strumentalizzazione. Lo so che a pensare male si fa peccato, però qualche volta ci si va vicino. Vedremo. Una vicenda mortificante, quella della Venezia, tutti contro una sola persona, una direttrice d'orchestra che ha ottenuto grandi successi all'estero, che è stata applauditissima giorni fa a Trieste, e tutti contro una sola persona, no? Orchestrali, sindacati, abbonati. Andiamo in pubblicità. Che regali fare a San Valentino il 14 febbraio? Abbiamo sentito i padovani.
Inutile dire che sabato prossimo sarà San Valentino, la festa degli innamorati, una festa che però sta cambiando secondo il centro studi di Confesercenti, che con un report descrive una festa sempre meno legata ai regali tradizionali, fiori, cioccolatini, e sempre più orientata alle esperienze e alla consapevolezza. Si vogliono spendere soldi sulla qualità e su differenziarsi da quello che nel passato si faceva, quindi il classico regalo, la classico rosa, che comunque resta sempre il regalo più importante per quanto riguarda la festa di San Valentino, però soprattutto le esperienze che si portano e quindi le esperienze che si vogliono fare con il proprio partner. E su questo penso che gli esercizi di vicinato, le piccole aziende, le piccole attività che hanno una professionalità e hanno delle peculiarità importanti possono fare la differenza. Metà degli intervistati non farà regali, mentre chi sceglie di regalare qualcosa opterà per qualcosa di utile o simbolico, con una spesa media tra i 20 e i 50 euro. Molti saranno invece i padovani che festeggeranno al ristorante. L'APPE, l'associazione di categoria dei pubblici esercizi, stima infatti che saranno circa 60.000 a sedersi a tavola nei 1.400 locali aperti, con una spesa media tra i 55 e i 60 euro a persona. Servizio di Francesco Rattai. Come possono difendersi i giovani dai pericoli di internet e dei social? A Treviso gli elaborati degli studenti dell'Irigem di Rosà hanno vinto il concorso di idee della Regione del Veneto per un uso responsabile del web. L'ente di formazione Irigem di Rosà ha vinto la prima edizione del concorso di idee per un uso consapevole della rete internet e dei social media indetto dalla Regione Veneto. Gli studenti dell'Irigem si sono classificati primi nella categoria scuole secondarie di secondo grado e scuole di formazione professionale, preparando una serie di elaborati su come vivere il mondo digitale in modo responsabile e consapevole. Un tema ampio e molto sentito dai ragazzi, sviluppato a 360 gradi, affrontando questioni cruciali come il cyberbullismo o la dipendenza tecnologica. Prima abbiamo fatto dei manifesti, poi dei libretti per le scuole, comunque da dare in giro ai più piccoli o comunque ai nostri coetanei, e poi dei giochi multimediali e dei giochi in scatola. Io ho fatto con una mia compagna di classe, abbiamo realizzato un video dove va a far vedere, diciamo, magari la persona ferita dalle parole, come può succedere spesso alle ragazze. L'intero progetto si basa sul principio ogni lettera conta, il web lo costruiamo noi, vale a dire un'assunzione di responsabilità in prima persona. Noi non siamo solo utenti di internet e il messaggio, ne siamo anche costruttori. Siamo partiti proprio dall'analisi con i ragazzi dei social e del telefonino come strumento, e poi lo abbiamo trasformato in un contenitore, quindi in un contenitore fatto delle loro parole, dei loro foto, e da lì abbiamo creato il progetto. Tutto il progetto è imperniato su questa, tra virgolette, medaglia a doppia faccia, in cui coesistono sia la relazione umana, sociale, quindi hanno lavorato in soldoni, in gruppi, gli alunni si sono relazionati fra di loro, e a questo dall'altra parte della medaglia troviamo tutto quello che è l'aspetto della comunicazione online. Un impegno che è stato riconosciuto col primo premio consegnato all'Auditorium del Sant'Artemio di Treviso. Lavorare su questo progetto e lavorare insieme magari può riavvicinare anche su questo tema appunto l'interesse della classe e degli studenti. Quanto vi ha aiutato quello che imparate a scuola nel realizzare questi progetti? Beh, ci aiuta tanto, soprattutto abbiamo dei professori molto bravi e di questo ne dobbiamo essere grati, perché ci affiancano sempre, ci aiutano in ogni cosa e soprattutto nelle idee ci aiutano tanto, perché noi magari avendo meno esperienza abbiamo bisogno di un aiuto proprio come loro. Complimenti a questi ragazzi e ai loro insegnanti, il servizio di Filippo Fois. E il Carnevale, continuano gli appuntamenti in terraferma a Venezia con il Carnevale diffuso all'insegna del divertimento per grandi e piccini, e sabato in piazza San Marco spazio alle atmosfere anni 70. Ilaria Marchiori. Ragazzi, cittadini, amici. Dopo
la sfilata dei carri che domenica pomeriggio ha portato colore, festa e allegria a Chirignago, continuano gli appuntamenti in terraferma col carnevale diffuso all'insegna del divertimento per grandi e piccini. Partiamo da Pellestrina giovedì Grasso, poi ci sarà il Lido venerdì, sabato Marghera e anche Burano, che sono veramente dei carnevali spettacolari, domenica Campalto, lunedì Mestre e per chiudere il Carnevale dei ragazzi di Zerarino, arrivato alla 57esima edizione, e ancora a Burano. Un momento particolarmente sentito che riunisce chi realizza i carri con passione lavorando mesi a chi rimane a bocca aperta nell'ammirarli. I carri sono anche un sistema perché le associazioni possano fare volontariato, normalmente sono anche frutto di lavoro di associazioni che lavorano per le parrocchie, quindi è un sistema anche che ha una ricaduta sociale. Tanti gli appuntamenti nel fine settimana anche a Venezia, come quello di sabato 14 in piazza San Marco, che dalle 19 si trasformerà in una grande pista da ballo grazie all'energia dei Glitter Disco, protagonisti di uno spettacolo dal vivo che fa rivivere le atmosfere indimenticabili degli anni 70. Non solo musica, ma anche costumi in perfetto stile con un forte impatto scenico. E in chiusura ricordiamo la splendida vittoria di Federica Brignone nel supergigante di Cortina d'Ampezzo davanti agli occhi di Sergio Mattarella. Purtroppo è andata male invece per Sofia Goggia, che ha saltato una porta ed è stata eliminata. Gli ospiti di questa sera a Focus: Pietro Bean, Corrado Cortese, Paolo Dalmastro, Marco Della Pietra, Luciano Dorella, Davide Lovat e Massimo Venturato. È tutto per oggi, grazie, ci vediamo a Focus se lo vorrete alle 21:20 circa. Grazie ai nostri registi Italo Morao e Marco Gagliazzo e una splendida giornata, arrivederci.